Salvini chiama, Zaia risponde, ma quelle del governatore del Veneto sono parole che cercano di ricucire più che strappare, almeno nello scenario di Palazzo Balbi. Da via Bellerio il segretario federale del Carroccio lancia il diktat alle amministrative, veto assoluto sul simbolo di Forza Italia, alleanza stracciata perché il caso Bitonci a Padova sanguina ancora. E a Venezia gli azzurri scalpitano. Che succederà negli equilibri della giunta e della maggioranza? Il presidente mette mano all'estintore e spegne il fuoco. Posso solo confermare in questo momento che il nostro rapporto con Forza Italia è un rapporto assolutamente solidale, rispettoso dei programmi, tant'è vero che in Regione si stanno facendo un sacco di cose. Insomma, almeno in Regione lo scacchiere non subirà contraccolpi, il governatore ne è convinto, così come non si sorprende dello stop di Salvini all'ipotesi di uno Zaia candidato premier. Figura che per molti, visto equilibrio e moderazione, potrebbe accorpare un elettorato importante. Ma quanto vuole il segretario del Carroccio si sposa con il progetto dello stesso presidente regionale. Dice una verità che io, come ho sempre detto, mi occupo della Regione e voglio portare a casa questi obiettivi che sono soprattutto rappresentati dall'autonomia e dal concludere delle grandi opere, penso alla Pedemontana. Ma non si pensa solo alle amministrative 2017. L'anno prossimo si vota in un comune che a Zaia sta a cuore più di tutti, il capoluogo della Marca Trevigiana. E dopo le voci insistenti sull'ipotesi di Francesco Benazzi, candidato del centrodestra, Lega compresa, il governatore sembra sposare per ora il cortese ma netto rifiuto dell'attuale direttore generale dell'ULSS 2, che aveva parlato di pietra tombale sull'argomento. Benazzi deve curare bene i cittadini ed occuparsi dei cittadini, penso che quello sia il suo lavoro.